per fare questa scuola, eccetera, strutturale, non è assessore, no. Benvenuti a tutti a questo luogo antico. Questo è un luogo su quale tutto hanno un grande affetto. E la presenza nostra oggi, questa idea, mi conforta perché narrare che noi solo un pensamento mio, invece pare che è un affetto che l'hanno tutto a questa idea che sono restata solo a screia, che contano però galo tante cose. Io vi ringrazio del affetto che ha a questo luogo e della stima del affetto che ha per il suo lavoro mio. E spero di essere capace di rispondere a stima e al suo affetto che ha in me. Io manco avevo posto un impegno umano. Prima di cominciare a dare la parola a Silvana, io voglio ringraziare chi ci ha posto a disponimento la Screia, a Don Mario e Don Alessandro, lo superiore di Santa Maria e lo superiore del Babbo Manno. Voglio ringraziare i miei amici dell'Associazione Culturale Sinnoso e tutti i compagni e parenti che hanno aiutato a pulire le strade, a pulire le screie, a aiutare in questa maniera. Sono tanto, però lo ringrazio tutti. E poi ringrazio la famiglia mia che mi ha manteso e mi ha dato forza per mostrare il suo lavoro mio che ha fatto, che metta semplicità, e questo è il dovere mio. 2 anni fa che dopo che è stata l'alluvione in Bidda su 2003, in questo mese di maggio mi ammento che Francesca Cossello e Mavinza Robert Carzedda, io, Mavinza Giovanni Carro, hanno pensato di avere una mostra, però a cattare un pacco dei nari in nenne sostravaglio, però lo donare a Saida, che in questo momento ha un grande bisogno di solidarietà. E tanto non sono di noi, siamo andati a cercare donoso, di travaglioso, di mannanne, abbiamo bisogno, Saida nostra ha bisogno, e tutto canto sono andato 1, 2, 3, batto travaglioso, su che potevano dare. No che binnata, amigos, che hanno donato le opere, adesso a Francesco del Casino, però penso a Vicente Flores e a tantos altros. In Sadia de oggi, è stato vinto la giornata con Panzo, in momento che sabia che non siamo andati da Domo Sua, che non sono andato la Panato Goi, Pinu, ma che sul Piaghere, a un'opera del Nordare, e siamo andati i Caticusta. Nel momento che l'abbiamo battuta, l'abbiamo esposta, e l'abbiamo venuta diretta, pare schisso satero. E questa mostra abbiamo fatto quasi 8.000 euro, che poi Francesca Cossello ha consegnato a Sosinico dei Vizi. Io, questa persona che fa anni che è stata oggi, è che hanno che bisiete. Noi accattiamo su questa maniera, che però chi siete, no, che pare che noi a si godere del suo lavoro, del suo arrea, no, so, e della bellezza che sta intorno a questo luogo.
Grazie Raimondo. La nostra de oggi è fatta che una paia de aiutar manos. Uno de custos este, pues Silvana Sanna, che è stinocche, studiosa de vizi, la conosciamo tutto e che io la posso mannato di presentare la sua opera mia, il suo lavoro mio. Parisi che su cosa che ha preparato Silvana, queste la sesenta nel film su Cantico di Tomasella Calvisi, che è una emina de vizi, e che la sesenta nel sa che sua, spero che voi spiega, también spieghi tametta. Silvana. Grazie. Grazie, buonasera a tutti e benvenuti. Benvenuti in questo posto speciale, nella terra nella quale sorgeva l'antico paese di Dure, sotto l'alta protezione di Babbo Mannu e di Nostra Signora. Perché i duresi erano un popolo che puntava in alto e non potevano accontentarsi di avere come patrono Santo Stefano, il primo martire, dato che i vicini di casa e bittesi avevano il guardiano del paradiso, Santo Pretu, e quindi sono andati a cercarsi l'alta protezione, la massima protezione, quella di Babbo Mannu e di Santa Maria, e non c'era santo a Bitti che potesse competere con Babbo Mannu e Santa Maria. Un paese intero, lo vedete, tra le braccia della mamma e del babbo. Quella stessa mamma e babbo della figura che Diego ha posto nella locandina. L'avete presente tutti? Un bambino tra le braccia tenere e protettrici del padre, un abbraccio vigoroso. Sono dei genitori che lasciano la casa, lasciano la propria terra, le prime luci dell'alba e si portano appresso le cose che solo hanno importanza, gli affetti più cari e le braccia per lavorare. All'interno di quella sacca che la donna porta sulle spalle non vi è tutta la loro vita. Vi sono però riposte alcune cose importanti, l'essenziale, perché chi parte, soprattutto chi parte in condizioni di necessità, deve scegliere cosa portare, qualche panno, qualche avanzo di cibo. Eppure questa terra che è così fertile, noi bittesi lo sappiamo bene quanto è fertile, a un certo punto della loro vita i duresi sono stati posti nella condizione di abbandonare questa terra e di partire, andare a cercare riparo altrove. È solo una delle tante storie dei paesi, dei piccoli comuni, dei piccoli villaggi che tra la fine del 1300 e la prima metà del 400 scompaiono in Sardegna e scompaiono persino dalla documentazione. I duresi per convergere a Bitti e secondo la tradizione anche a Nule e a Budzò. Gli abitanti di Duascor a Lula, quelli di Dulisorre non è dato saperlo, probabilmente a Orune. Sono gli anni in cui anche il paese di Bitti vive il cambiamento. Dalla collina di Babbo Mannu scendono a valle, abbandonano le proprie case e ne cercano altre, ne costruiscono altre. Addirittura si lasciano alle spalle la protezione di San Pietro per porsi sotto l'ala protettrice del Santo Guerriero, Santo Giorgi. E questa la dice lunga sulle condizioni del tempo. Questi paesi obliati, Diego li ha immaginati sullo sfondo di un orizzonte lineare, piccole case bianche a fare capolino in quell'ora della notte che non è più notte perché sta per spuntare l'alba, ma la luce non ha ancora vinto le tenebre, quando gli abitatori, con il cuore stretto, ma pieni di speranza, animati dalla speranza, si preparano ad abbandonarle. Non si tratta di paesaggi reali, lo vedrete, infatti vi accorgerete che tutto il tratto è ridotto all'essenziale. Il paesaggio geografico è veramente essenziale, una collina, un orizzonte di mare e basta. E queste case bianche che fanno capolino nel buio della notte.
Questo perché? Perché Diego non è interessato a rappresentare il dato storico reale o il dato geografico, ma solo evocare una situazione. Questi paesi del passato vengono evocati, tirati fuori dalla memoria, come da un sogno. Che cosa abbia determinato per i duresi l'abbandono delle proprie case, l'andare altrove, non è dato saperlo da un punto di vista, non è dato saperlo con certezza. Sappiamo però quali sono i motivi che spingono le persone a lasciare la propria casa e a partire, a tentare altrove l'avventura. Innanzitutto la guerra, perché la perdita della sicurezza determina necessariamente una spinta ad andarsene. Il pericolo dell'incolumità per se stessi e per la propria famiglia è una spinta che non può essere fermata. Per Dure si parla, secondo la tradizione, di una peste. Certamente non la grande peste del 1348, quella che per intenderci ha ridotto di 1/3 la popolazione europea, perché noi abbiamo notizie che i duresi sono presenti a Ozieri nel gennaio del 1388 per parlare insieme con altri rappresentanti degli altri villaggi, e conta Dure, Biti, Onanì e Gorofai, sono presenti appunto ad Ozieri, dove si devono discutere i preliminari per la pace che poi sarebbe stata firmata a fine mese a Castel di Cagliari tra Eleonora e i rappresentanti di Giovanni I d'Aragona. Quindi non muoiono in questa peste importante, quella del 1348, ma probabilmente se è vero, in una pestilenza che si è sviluppata successivamente. Un altro motivo che potrebbe aver spinto i duresi e chiunque a lasciare la terra natia è la fame. Nel corso del 1300 cambia il clima, abbiamo un mutamento che viene chiamato una piccola glaciazione, il clima si abbassa e le estati si fanno molto piovose, i terreni paludosi, i raccolti non sono più quelli di prima, la popolazione non cresce più come nei secoli precedenti. E dunque si determina la fame. Oggi abbiamo il problema inverso, oggi abbiamo un innalzamento della temperatura e le popolazioni africane, quelle più povere del pianeta, devono lottare contro il deserto che avanza per strappare le terre da coltivare. Una cosa importante, quando una persona è spinta dalla fame non la si ferma facilmente e soprattutto non la si ferma con bei discorsi. Un altro motivo per lasciare la terra natia è inseguire un sogno, il tentativo di migliorarsi, di realizzare le cose che uno sente dentro. È quello che fanno molti giovani anche dei nostri paesi, che abbandonano le nostre terre e vanno altrove dove è possibile realizzarli. E si verifica un paradosso, e cioè che la terra che ti forma e che investe su di te si impoverisce e quella che ti accoglie quando sei già formato prospera. E noi qui, quelli che rimaniamo, dobbiamo lottare ogni giorno per cercare di non morire, di non soccombere. Fa impressione ritrovare fra le pareti interne ed esterne di questo paese spopolato la rappresentazione di quest'esodo. Di questo dramma Diego catturà i brividi, gli sguardi intimoriti, i molti pensieri che aggrovigliano la mente, soprattutto nelle persone più mature, quelle che conservano i pensieri più riposti, quelle che hanno il maggior timore dell'avvenire, perché non conoscono i posti dove andranno, perché non sanno come verranno accolti, mentre la speranza, il vigore, la voglia di andare avanti, di raggiungere una meta è rappresentata dalle figure più giovani, come è giusto che sia. Nelle sue opere Diego riporta la stanchezza di un viaggio infinito che ti fa crollare là dove sei, che ti fa dormire là dove sei, che ti fa lavare sotto il cielo insieme ad altri. E vedrete delle figure molto belle di donne che si lavano e si pettinano con una camiciola che è sintomo di un pudore bello e antico. E perché si lavano e perché si pettinano? Perché per i poveri, per chi è povero, l'ordine e la pulizia è dignità. Rappresenta piccoli gruppi familiari, piccoli gruppi di paesani a sudare in una campagna che ti dà vita e sostentamento. Gruppi annodati da un vissuto comune, da una solidarietà che nasce dall'avere poco, ma dallo sperare tanto. Mi colpiscono le figure assonnate, voglio leggervi questo.
le figure assopite lungo le traversine del treno, colmati di pietre nude che nulla producono se non speranza, attendono il convoglio sul quale salire come disperati lungo binari di ferro, mentre di là altri uomini impauriti ergono i muri perché non cercano risposte agli assettati in cammino, ma solo un modo per fermarli. Oppure li ritroviamo addormentati lungo le rive del mare, come spiaggiati, arenati, ed ecco una manina che sbuca da sotto il mantello a cercare di riagguantare un lembo sfuggito nel buio della notte. E i bambini non sono bambini astratti, sono creatura nostra, proprio come lo diciamo noi in sardo, sono creatura, bambini riccioluti che dormono sopra sacchi, addormentati su poveri sacchi che contengono i pochi vestiti, o stretti al petto delle madri che per loro affrontano sacrifici e pericoli. Troveremo in essa l'epopea di famiglie più che di popoli, insieme si muovono e insieme sostano e si assiepano l'uno sull'altro, l'uno addosso all'altro, l'uno a fianco all'altro, perché trovano forza, traggono forza l'uno dall'altro. Dormono avvolti in mantelli come in un bozzolo. Ritroveremo il rosso del pannetto che noi bittesi conosciamo bene. Troveremo dei piedi che sbucano chissà da dove, dei piedi usi a lunghi percorsi che appartengono a qualcuno e ciascuno è presente a modo suo. Sono, ve ne accorgerete, ritratti senza tempo in uno spazio fisico ridotto all'essenziale, una linea dell'orizzonte come mare, il fiume, il binario, che fanno intravedere più che mostrare, che parlano di sogni più che di sofferenze. E poi una vera e propria sorpresa, perché Diego fa uscire dalle tele dove vi sono questi gruppi, fa uscire delle singole persone per raccontare una storia diversa, come a dire: io è vero che faccio parte di questo gruppo, però è una storia mia, una storia personale, e queste persone escono dalla tela e le ritroviamo come sculture singole, delle sculture in cera, in terra, in bronzo, la stessa identica scultura. Eppure ve ne accorgerete, la materia diversa fa assorbire una luce diversa e determina una percezione diversa. Questo fatto non è dato solo dal desiderio di Diego di far conoscere il percorso artistico che ha portato alla realizzazione del bronzo, il passaggio da una materia all'altra, ma è proprio la volontà di far capire che ci sono persone che in un certo momento appaiono in un modo, in un certo momento in un altro, perché la vita ti fa crescere, ti porta a cambiare. E poi un'ultima considerazione. Dure è uno dei pochi villaggi spopolati che non è scomparso dalla memoria popolare, che nel tempo i bittesi hanno trasformato in un punto di ritorno. A Dure convergono in molti sentieri, de Insamanna, de Murisinu, de Saprettosa, de Grestales, e qui alla sera, dopo una dura giornata di lavoro negli orti e nei campi, uomini e donne del nostro paese che facevano ritorno a casa si fermavano e sostavano. Facevano una preghiera alla Madonna, magari una posta di rosario, e invocavano Babbo Mannu con un'antica preghiera in sardo che io voglio ora leggere per voi, ricordando tutte quelle persone che sono passate qui, che qui si sono fermate, che qui hanno pregato la Madonna e Babbo Mannu. A gloria e a laude di Deus ed esatta Virgine Maria e Angelos e Santos de Gloria, che nos offeglian questa orazione, che non che o che da don si anneu, che non orvinca sa tentazione, Santo Domenico e Santo Simone, mi presente ta Nostra Signora, Ubbu che nor bisonza ta donzora, nell'udia ta sero e a manzano, che in cui da sua generosa mano, che nor dia sa benedizione, Santo Domenico e Santo Simone, mi presente na sardi su purgatorio, a Livio, a suffragio, a perdono, in che l'arvoca da don si anneu, a gloria e a laude de Deus. Grazie. Vorrei ora fare alcune domande a Diego.
Vorrei che tu ora ci facessi sapere da dove è scaturito l'impulso che ti ha spinto a realizzare questo lavoro. Io da tanti anni sto lavorando, ma sempre piccato di contare come l'umanità sta sempre in cammino. Sia da che hanno pintato intro della crea del suo miracolo, nominantes che arrivano da Donzi Ida e su Manzano hanno a vedere corcato, imbolato, come sono arrivato dentro le notte. E sia in questi ultimi anni che vimos Donzi Dia in televisione, in giornale, sentimos in radio. È sempre un conto che mi spiega, un conto che vale la pena di contare. E questo è ciò che mi ha spinto a fare questo lavoro. Poi lavorando e contando di questa gente che cerca abba, cerca pane, cerca lavoro, cammina, non si ferma mai, oppure passa, non si tanto, per piccare il respiro. Mi è venuto spontaneo, normale, a pensare a salvare la nostra e al popolo nostro, che a lui non sanno. Andiamo su Parigi, al missa al desovano, che muovono e partono. E questo è stato il motivo, il punto di partenza di questo lavoro mio. Vorrei anche farti un'altra domanda. In genere chi parte ha paura di essere dimenticato, ma anche chi rimane ha paura di essere dimenticato. E chi parte a un certo punto della sua vita magari pensa che quando parte di poter tornare, e poi c'è un momento della vita in cui ti rendi conto che non tornerai più indietro. Io voglio sapere il perché del titolo di questa mostra. Il titolo di questa mostra è Esaldiel del Sudisterro, come il secondo titolo ho proposto un titolo in italiano. Questa sì una traduzione, I giorni dell'abbandono, però il film sa un'altra cosa, come te qualcuno ha nato, un controcanto, che non chiede narrare in maniera letterale la stessa cosa. Però narrare su disterro viene da una parola che chiamo ereditato da suo spagnolo, e dite una pena che in Spagna da Iena che ti condannato a Sesilio. La pacca baleare, chi è uvi da questa guerra è condannata a Sesilio, non si incannata e si incaccherà a tornare isse. E dunque al dia del suo disterro è scusto. E i giorni dell'abbandono sanno dure, ma poi immaginato che hanno cominciato a si muovere e a lasciare il luogo. Che noi una via si sono posto a denare, scarmanzano, movimos e partimos tutto. Sono movito al forze la bella, famiglietta, la pizzinetta solo che si imberghiano. Ecco, ha separato questo titolo, però anche un reino chiaro. Su disterro è esilio, anche le aree a terra da Saraichina de Sosumine. Su disterro che renare fin alla profondità, abisso, non è una cosa bella, insomma, anche se le danno di sterro, binne cheret, si bilacate, però binne cheret. Un'altra domanda, volevo sapere quanto sei rimasto colpito e sorpreso dal risultato delle sculture in bronzo, se ti aspettavi questo risultato da quel lavoro. Io mi sono abizzato tra gli anni, disegnando, pintando a stella, che io ho bisogno di dare forma, dello poter abbracciare questa figura che disegnai in papiro e in tela. E l'unica maniera è stata a cominciare a lavorare la terra, alla fare in terra, alla scocchere, e poi che non ho bello tanto mi sono detto, ma questa bella mi viene a pagare della idere in bronzo.
e ha fatto bene, che ha una tecnica nuova e sempre tabellito una ventana nuova, tabellito un cammino nuovo e quando comincia un cammino nuovo è stato un rischio, ma è stato una bellezza, basta di perdere, ma va finza devi balanzare. E devono essere verità, lavorando in questa officina, che sono mastro condittore, che mi chiamano bene, oggi questo manzano sono bene, a Bidessa Mostra si vanno abbracciato, è stata una cosa bella, questo fatto di separare questa tecnica che non conosco io, e spero che ne avere altre possibilità. Assicuro che questa sperimentazione è pienamente riuscita, sembrava una strada che ti aspettassi, Diego. Adesso Umaima, Sonia e Nora vi raccontano una storia che servirà a guidarvi lungo il percorso della mostra. Spostiamo il tavolino.